Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta, olio extravergine d'oliva Evo classico De Santis 1 litro a €4,99, latte parzialmente scremato Pod da 1 litro a 89 centesimi, biscotti classici Mulino Bianco 800 grammi a €2,69, vino Fontana Liras Monti 75 cl a €7,99. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì, tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare, uff, i capelli, oddio, i capelli, basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair, con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera, e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. Hai lasciato gli studi e vuoi riprendere il tuo percorso? Lavori già nel settore e ti manca il titolo di studio? All'Istituto Professionale Alberghiero IANAS sono aperte le iscrizioni ai corsi serali di istruzione per adulti di secondo livello. Sono 3 gli indirizzi: enogastronomia per diventare esperto nella valorizzazione e preparazione dei prodotti enogastronomici con uno sguardo alle tipicità del territorio; sala e vendita per inserirti in ristoranti, bar e hotel come professionista del servizio e dell'accoglienza; oppure con accoglienza turistica acquisisci competenze per lavorare in strutture ricettive, agenzie di viaggio e promozione del territorio. Affrettati, hai tempo fino al 15 ottobre. Per informazioni chiamalo 0782 62 80 06 o vieni a trovarci in via Santa Chiara all'Istituto Alberghiero IANAS. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Meritz, ben trovate il secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Partiamo da Lanusei, continua a fare polemica il bonus mamme della regione. Questa volta è Lanusei a prendere posizione con il Consiglio Comunale, che ha approvato all'unanimità del Consiglio Comunale una mozione che esprime contrarietà alle modalità di erogazione del contributo economico destinato alle partorienti residenti nelle zone più disagiate della Sardegna. Il Consiglio Comunale ha evidenziato come i criteri previsti dalla delibera, che riconoscono il contributo solo alle residenti a più di 60 minuti da un punto nascita attivo, escludano ingiustamente Lanusei e l'intera Ogliastra, dove il punto nascita è chiuso ormai da 4 anni.
nei giorni scorsi anche Arzana e Gairo con i primi cittadini avevano preso una posizione netta proprio su questo bonus nascita che esclude diversi comuni in Ogliastra. La mozione del Consiglio Comunale di Lanusei chiede la riapertura immediata del punto nascita quale presidio fondamentale per la tutela del diritto alla salute per il futuro delle comunità ogliastrine, la revisione dei criteri di accesso al contributo affinché il beneficio sia esteso anche ai territori il cui ambito di competenza sanitario sia privo di punti nascita attivi indipendentemente dalla distanza chilometrica. Il documento, che è stato approvato in modo unanime da maggioranza e opposizione, è stato trasmesso alla Regione Sardegna, alla Conferenza Sociosanitaria e alla Provincia dell'Ogliastra, un atto di responsabilità e coesione a difesa di un diritto fondamentale, quello di poter nascere nella propria terra, si legge nella mozione. Andiamo avanti, ci spostiamo a Gairo invece, dove è stata presentata una mozione per discutere sulla situazione in Medio Oriente, ormai è arrivata a un punto di non ritorno. A presentarla la minoranza Risvegliamo Gairo, che chiede al sindaco Sergio Lorai che venga inserita all'ordine del giorno e discussa e approvata nel prossimo Consiglio Comunale. La mozione richiede al governo il riconoscimento dello Stato di Palestina e impegna la giunta, tra le varie azioni, a esporre la bandiera palestinese sulla facciata del Palazzo Comunale. L'iniziativa rappresenta l'impegno istituzionale per la pace e per la tutela dei diritti umani da parte di tutta l'amministrazione, che intende farsi interprete dei sentimenti diffusi di dolore e sgomento per il genocidio palestinese in atto e per la grave crisi umanitaria che colpisce migliaia di civili innocenti, e per sensibilizzare, mobilitare le coscienze, reagire ai soprusi, invitare alla concordia tra i popoli, si legge nel testo. È essenziale svegliarsi dal torpore, non si può più restare indifferenti. Andiamo avanti ora. Rubinetti a secco domani a Barisardo e Cardedo a causa di un intervento di manutenzione straordinaria della rete idrica in località Genna e Masoni. Per poter procedere, i tecnici di Abbanoa dovranno interrompere il funzionamento dell'impianto dalle 9 alle 18. Considerando il periodo di fermo dell'impianto, i serbatoi potrebbero non sopperire adeguatamente al fabbisogno idrico dell'utenza, per cui potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell'irrigazione dell'acqua, soprattutto nelle parti più alte degli abitati di Cardedo e Barisardo. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori, fa sapere Abbanoa. L'interruzione è prevista per domani, giovedì 9 ottobre, in questi due paesi. Ci spostiamo ora a Villagrande e a Villanova, perché ci saranno 2 giornate dedicate alla lettura e ai laboratori creativi per bambini dai 6 agli 11 anni, che si terranno nelle biblioteche comunali. L'iniziativa, dal nome La leggerezza perduta, propone un'esperienza educativa che unisce narrazione e attività creative per stimolare l'immaginazione e la creatività dei più piccoli. 2 appuntamenti: giovedì 9 ottobre nella biblioteca di Villanova alle 16:30, venerdì 10 ottobre nella biblioteca di Villagrande sempre alle 16:30. L'attività è rivolta ai bambini della fascia di età 6-11 anni, rappresenta un momento di crescita e socializzazione dove i piccoli partecipanti potranno scoprire nuove storie e dare forma alla propria creatività e fantasia attraverso laboratori pratici. Concludiamo con un evento, ci spostiamo nuovamente a Lanusei. Le giornate FAI d'autunno tornano in Ogliastra con gli studenti del liceo classico di Lanusei per scoprire i tesori della diocesi. La manifestazione si tiene a carattere nazionale, con oltre 700 luoghi eccezionali solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici. In Ogliastra il gruppo FAI locale organizza domenica 12 ottobre una giornata all'insegna della storia e della cultura. Nel museo diocesano sarà possibile ammirare le suppellettili
liturgiche, i ricordi della vita culturale e religiosa della diocesi. In mostra anche un'esposizione di oggetti, tra cui pezzi di argenteria di uso liturgico e domestico, preziosi paramenti antichi con artistici ricami, documenti di interesse storico, una collezione di monete e di medaglie antichi, amuleti e rosari sardi, registri parrocchiali, libri rari e preziosi. Le visite guidate a cura degli alunni del liceo classico di Lanusei delle classi quarta e quinte si terranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 di domenica 12 ottobre. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.